Dopo la sentenza della Cassazione scattano gli arresti, sono 4 i provvedimenti di cattura eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta Kerkent. L'operazione ha fatto luce sulla scalata a vertice della famiglia mafiosa di Agrigento del boss Antonio Massimino. Nella serata di ieri la Cassazione si è pronunciata definitivamente sulle posizioni di 14 persone, come scritto anche da Grandangolo. 4 di loro erano ancora a piede libero e sono state arrestate. Si tratta di Antonio Giuseppe Messina, 66 anni, condannato a 9 anni e 4 mesi, Marco Davide Clemente, 32 anni, condannato a 9 anni e 2 mesi, Fabio Contino, 45 anni, condannato a 8 anni, Giuseppe Tornambene, 41 anni, condannato a 8 anni e 4 mesi. Tutti sono stati giudicati responsabili dei reati di associazione a delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, detenzione e porto illegale di armi clandestine e ricettazione. Al termine dell'attività di rito, gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Agrigento. Il blitz Kerkend è scattato all'alba del 4 marzo 2019, quando gli agenti della DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, arrestarono 32 persone al termine di un'attività di indagine cominciata all'indomani della scarcerazione del boss Antonio Massimino, figura principale dell'inchiesta che avrebbe riorganizzato la famiglia mafiosa di Agrigento e creato contemporaneamente una holding dello spaccio facente capo a lui.